Sa, sì. Blu, blu, ok. Rosso, sì. Giallo, giallo, sì. Sì, ecco. Another day is dawning. Hai battuto tu i trombi? Buongiorno a tutti e benvenuti nello stand del Friuli Venezia Giulia per dare avvio a questa seconda giornata di incontri. Incominciamo con la poesia, un evento curato da Pordenone Legge che per il terzo anno consecutivo è partner del Salone del Libro di Torino per quanto riguarda l'aspetto appunto della poesia.
Il titolo dell'evento di questa mattina è Le molte strade della poesia, evento che viene presentato da Gianmario Villalta e insieme con lui Laura Pugno e Milo De Angelis. Gianmario, a te. Grazie. E buongiorno, benvenuti in questo meraviglioso posto. Ci tengo a informare che in realtà non è stato abbattuto un albero per fare quello che vedete intorno a voi, è tutto riciclato, tutto con pezzetti tipo stuzzicadenti, abbiamo messo insieme tutti di nuovo incollati e così possiamo stare in un posto che ha tutta l'apparenza, insomma, di aver deforestato un intero continente, invece è tutto un aiuto alla natura, insomma. Siamo qui per parlare di un argomento che ci riguarda sempre in fondo e riguarda la poesia, però rimane ai margini e rimane trascurato, perché in fondo chi ama la poesia, chi segue la poesia va subito all'impatto con il testo poetico, dimenticando che quello che le ha portato là al testo poetico, quello che dà senso interpretativo molte volte a quel testo poetico, gira per tante vie, per tante informazioni. Arriviamo a leggere una poesia perché qualcuno ci ha portato spesso. Quel qualcuno ci porta attraverso l'insegnante a scuola, l'amico che ci fa leggere qualcosa, ma noi, muovendoci nel mondo, abbiamo anche una serie di informazioni che troviamo su internet, che andiamo, il giornale che leggiamo, la pagina della critica, eccetera, eccetera. E ci sono anche tanti altri modi per avvicinarci ancora di più, per comprendere la poesia, cioè le famose, diceva Anceschi, dichiarazioni di poetica. Cioè il momento in cui il poeta parla di sé e, parlando di sé, racconta delle cose che a noi almeno, c'è chi fa teoria dicendo che il testo poetico vive da solo e non ha bisogno di niente. C'è chi invece pensa che le dichiarazioni e gli interventi, le idee dei poeti raccontate, le interviste appunto che vengono fatte, sono importanti. Adesso, nel modo in cui viviamo dopo questa rivoluzione elettronica degli ultimi 15 anni, abbiamo una circolazione molto forte, molto rapida di immagini. Io mi ricordo che per cercare una fotografia di Paul Celan, per esempio, nella fine degli anni '80, eravamo riusciti a recuperare un numero speciale a lui dedicato di Etudes Germaniques, l'unico posto dove siamo riusciti a trovare una fotografia, perché non si trovava. Adesso si va su internet e di chiunque c'è una quantità. Voi dite, che c'entra l'immagine della faccia del poeta con la poesia? Eppure chi ama la poesia, chi è appassionato per un tipo, e poi va a cercare, e così via. Allora adesso, perché questo tema? Perché attraverso i nuovi mezzi, diciamo, di comunicazione si mettono in moto anche delle nuove possibilità di approccio alla poesia e di conoscenza, di informazione. Una di queste, chiaramente di questo stiamo parlando, è la videointervista, e siamo qui con Milo De Angelis, che tutti conoscete, perché poi parleremo appunto di poesia più a fondo, ma proprio partendo da questo, perché c'è appunto un libro intervista che ha anche accompagnato da una videointervista recente, con la sua presenza e con le sue dichiarazioni, con i suoi racconti, e poi perché la poesia arriva anche direttamente in forma di ebook, no? Adesso, non so, poi ne parleremo, pochi vogliono fare l'ebook, pochi poeti, anche quelli giovanissimi. Noi abbiamo pensato anche come Pordenone legge, facciamo una collana ebook perché i poeti giovanissimi non vedono l'ora ed è il loro pane, insomma. In realtà abbiamo ottenuto la maggior parte dei rifiuti e dei dinieghi, perché no, il libro di poesia deve essere di carta, e su questo magari sentiamo anche su questo. Ma Laura Pugno sta uscendo, o è già uscito, adesso era imminente in questi giorni, un libro proprio per Feltrinelli, che ha una collana appunto di poesia che si chiama Zoom in ebook. Insomma, c'è tanta roba di cui parlare. Io direi, cosa facciamo? Cavalleria. Finiti i cavalli, ma la cavalleria rimane, e cominciamo da Laura. Come mai? Te lo chiedo così, e senza voler dire niente, non vorrei che ci fosse qualcuno di Feltrinelli che poi
mi bastona. Ci sono. E spero non mi bastonino. Allora ne parliamo in positivo, perché per aver scelto comunque, per aver immaginato di fare un libro in una collana di ebook, tu hai immaginato, hai pensato che ci fossero dei perché, dei vantaggi, o comunque che non ci fosse l'alternativa secca tra libro di carta e ebook. Quali sono stati i tuoi ragionamenti da poetessa che vuole arrivare chiaramente a un lettore? Sì, grazie Gianmario, grazie Milo, io sono per la cavalleria e io in effetti ho da Devi poco tenere dritto così, pubblicato... perché questi microfoni bisogna parlarci Sì, bisogna tenere, come i si sente cantanti, così. decisamente meglio. Le condizioni acustiche non sono ottimali, però invece siamo circondati dal meraviglioso profumo di questo stand di legno, che Gianmario ovviamente ha battuto i tronchi con le sue mani, e proprio questa idea del legno che ci circonda mi fa pensare in qualche modo che la poesia è un po' come il legno, cioè un materiale che sembrava perduto ma che invece riesce anche in epoche assolutamente contemporanee e postmoderne a reinventarsi e reinventarsi nei modi più nuovi. Io non credo che ci sia un'alternativa secca tra il libro di carta e ebook. Ho alle spalle, oltre a queste poesie scelte che sono uscite da poco per Feltrinelli Zoom, e ringrazio Giulia Romano che è tra il pubblico, e che sono una, diciamo così, riassunto di tutta la mia produzione poetica, con in aggiunta un poemetto nuovo, inedito, che si intitola L'Alea e che raccoglie delle poesie, diciamo, un po' quantistiche. E in precedenza avevo già avuto una pubblicazione in ebook e in cartaceo con la collana poeti.com di Nottetempo. Questo perché il pubblico della poesia è molto sparso, come sappiamo. In realtà non è assolutamente piccolo dal punto di vista numerico, ma non ha le concentrazioni della prosa e quindi bisogna raggiungerlo lì dov'è. Oggi anche quelli che sono un po' gli studi di settore ci dicono che la lettura è sempre più trasversale, no? È molto contestato e discusso il dato sulla sparizione del lettore. Sembra che il lettore, soprattutto quello forte, sia una specie in estinzione. Anche se i dati vanno sempre presi con le molle, a me piace pensare che ci sia del vero quando invece si pensa che tutti noi continuiamo a leggere, magari in altre forme, magari leggiamo più a schermo, leggiamo con grande fatica sui nostri cellulari, leggiamo in altri modi. Io stessa ho visto il documentario di Viviana Nicodemo prima di acquisirlo in DVD, quindi nell'equivalente del libro l'ho visto su Vimeo, perché mi trovo all'estero, vivo a Madrid ed era più semplice fruirne in questo modo. Quindi siamo oggi tutti noi lettori trasversali. Questo vale anche per la poesia. Oggi la vera difficoltà, a mio avviso, nella lettura dell'ebook non è un problema di contenuti, è un problema di formati. Nel momento, mentre puoi regalare con molta facilità ancora il libro di carta a un amico, nel momento in cui vuoi prestargli o fargli dono di un libro di poesia o di prosa, se è per questo devi chiedergli: ma tu che lettore hai? Cosa leggi? In Mobi, in PDF, in EPUB, lui lo sa o non lo sa. Diciamo, in questo momento ci sono ancora delle barriere all'accesso e c'è in qualche modo da un lato una praticità e dall'altro una mistica del libro di carta che sicuramente lo rende, come dire, tuttora affascinante. Io non nego di subire questo fascino, però sarebbe miope, io credo, negarsi le altre possibilità che invece altri mezzi di diffusione contengono. Sì, adesso anche noi quando facciamo quella piccola collana abbiamo anche l'ebook, però una cosa è carta e ebook, una cosa è solo ebook. Ma a parte questo ti chiedo una cosa, poi passiamo a chiedere le stesse cose più o meno a Milo. Una domanda secondo me forte da farsi, perché è sempre successo che il cambiamento del mezzo di comunicazione, il cambiamento della sostanza poi del veicolo cambia anche la qualità di ciò che è, non la forma di ciò che è veicolato. Con la stampa è successo, no? La poesia ha preso certe caratteristiche che sono via via legate al fatto che il libro cartaceo sia quella roba lì, quello spazio bianco sia fatto in un certo modo, insomma sia fatto per voltare una pagina dopo l'altra e non per farle scorrere, e non per aggiungerci musica, eccetera, qualsiasi cosa. Io al momento non vedo
ma poi mi dirai tu, che il cambiamento di mezzo di comunicazione ha cambiato nulla nella poesia ancora. Cioè c'è ancora la stessa poesia che comunque usa un mezzo, ma è la poesia ancora fatta per stare sul foglio di carta, o no, tu dici? Guarda, io su questo credo che appunto abbiamo ancora un campionario molto piccolo di poeti, però posso farti una riflessione empirica basata sulla mia esperienza personale quando ho messo insieme questo libro, appunto trattandosi di un poesie scelte. Io ho recuperato in alcuni casi testi che avevano una ventina d'anni, anche se la mia storia di poesia è abbastanza coerente. Io non ho mai avuto un uso estremo del mezzo tipografico, anzi mi sono resa conto che per esempio alcuni giochi di spaziatura, di disposizioni sulla pagina, che poi corrispondono anche a disposizioni del ritmo di alcune mie poesie scritte magari subito prima dei 30 anni, non avevano molto senso rispetto a quella che era una fruizione su schermi mobili, tra l'altro, perché appunto, tra l'altro io nel momento in cui ho fatto le bozze ero in viaggio di lavoro a Bruxelles e quindi comunicavo disperatamente con Giulia Romano leggendo un po' sull'iPad, un po' sul cellulare, un po' su altre cose, e vedevo proprio il testo muoversi come una specie di flusso nella pagina. Dall'altro lato invece, dal punto di vista dell'editor, io ho una rubrica di poesia su un sito web che ho un libro in testa curato da Chicca Gagliardo, la rubrica si chiama Quaderno con Falco e pubblico testi di poesia accompagnati da foto molto belle. Il merito della scelta della foto è tutto di Chicca. Tra queste c'è stata una poesia di Matteo Fantuzzi, che è uno degli autori che è uscito poco dopo di me nella stessa collana, con un poemetto sulla stazione di Bologna, sulla strage della stazione di Bologna. A un certo punto io ho scelta la poesia e gli ho detto: va bene, ma per favore rimandamela, perché io non sono sicura di quella che è la versificazione definitiva che tu hai dato a questo testo, perché lo leggo appunto sul computer, sul cellulare o sull'iPad e ho l'impressione che il testo ogni volta cambia. va a capo diversamente. Contemporaneamente io, né nel caso mio né nel caso suo, avevo l'impressione che si alterasse la struttura del verso, il che in qualche modo ci dice che la struttura del verso, sia che rientri all'interno di mediche tradizionali, non so, l'amato è onnipresente in decasillabo o di versi completamente liberi, alla fine si sorregge da sé come un corpo, cioè al di là della disposizione tipografica tu senti il verso al suo interno, proprio nei suoi componenti ritmiche. Questa è una riflessione molto grezza che io faccio adesso. No, ma è sulla molto base interessante invece, sarebbe da approfondire, perché tu dici la forza della, come dire, della scansione che tu dai alle parole comunque diventa mobile nel caso di un a capo diverso, ma si mantiene nella sostanza propulsiva, più o meno. Sì, io credo di sì, o almeno Chiediamo, quello dovrebbe essere l'obiettivo a cui tendere. Aspetta che adesso, aspetta, no, ce l'ha il microfono, quindi Milo De Angelis, io so che tu sei per la carta e questa riflessione, che magari a qualcuno che si occupa di metrica potrebbe essere abbastanza interessante, per qualcuno che si occupa seriamente di metrica, perché io sono convinto che sia vero che il cambiamento del mezzo, del supporto cambia anche molto o dovrebbe cambiare nel tempo proprio quello che è la sostanza anche del fare. Secondo te, proprio tu, il maestro dell'enjambment, il maestro della capo, il maestro, secondo te un testo che venga presentato in più versioni o che vada dove cambia la capo mantiene la forza propulsiva quando è costruito? C'è una costruzione del verso che può essere fatta in questo senso, cioè per essere diversamente spezzato e comunque funzionare lo stesso, o tu pensi che la misura appunto del verso sia quella e sia inesorabile? Ecco, inesorabile è un aggettivo che amo molto. Io sono certamente un corpo estraneo anche adesso in questo dibattito, un alieno, uno venuto da un altro paese, un fedele di Mallarmé, un devoto alla tradizione. Ciò non toglie che il tempo della poesia è un tempo paradossale, è un tempo assoluto, è un tempo della contingenza, il foglio del calendario entra in una sospensione della cronologia, ma ci deve entrare con tutta la forza, come dice il grande Jean Arthur,
bisogna essere assolutamente moderni, cioè occorre essere moderni nell'assoluto e anche assoluti nella modernità. Quindi tutti gli elementi, diciamo, della contingenza che possono entrare a far parte della nostra vita confluiscono nel libro, che però rimane quello, ha l'ultima parola, rimane intoccabile. Io non posso pensare di costruire una poesia che poi mi cambia anche un solo a capo perché lo schermo del computer o del telefonino non lo consente. Quindi la pagina sopra ogni cosa. Un'altra domanda di approfondimento potrebbe essere quella che riguarda appunto, si diceva prima, adesso nella multimedialità la poesia arriva accompagnata da immagini, accompagnata a volte da dichiarazioni o frasi alternative alla poesia dello stesso poeta, accompagnate da informazioni. Questo è sempre stato, ovviamente, perché è sempre stato che nel mondo tutta una serie di informazioni hanno circolato, però il libro aveva una struttura precisa, no? Dice Derrida, c'è il parergon, che poi fa la copertina, fa le informazioni, la nota biografica e tutto quanto, ma lo spazio del testo poetico rimaneva assoluto. Secondo te, e andiamo avanti sull'uso poi delle altre informazioni, perché in realtà non mi pare che tu sia per il testo assoluto, sia assoluto nel momento del rapporto col testo, però mi pare che anche tu sia, visto che ami la poesia, ami anche chi l'ha scritta, cerchi le informazioni, sapere delle cose sui poeti sia importante anche per te, sapere della loro biografia, del loro destino, vedere che faccia hanno, probabilmente, o che faccia hanno avuto. Vedere che faccia hanno è stato uno dei traumi più grandi della mia giovinezza. Negli anni 60 c'era una collana di poesia che si chiamava Il Tornasole, diretta da Vittorio Sereni. E questa collana, che ovviamente nessuno comprava come nessuno compra oggi, era però molto diffusa nelle bancarelle di Porta Venezia, esattamente di Piazzale Oberdan. Allora andavo lì a vedere e trovavo i volti dei poeti che amavo, come non so, Mario Cicognani o Tiziano Rossi. Dio mio, ma perché devono avere un volto? Ma perché devono sovrapporsi così pesantemente alla loro parola? Quindi ho litigato anche con Crocetti per questa questione delle fotografie ingombranti che finivano per diventare i protagonisti della rivista Poesia fondata da lui nell'89, come tutti sapete. Quindi anche su questo sono in disaccordo. Ciò non toglie che uno possa fare una grande opera video, un grande film, ma un grande film, non so, Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, è anche un invito a rileggersi Il Ponte della Ghisolfa o Il Dio di Roserio, ma non è che sia non è che sia paragonabile a quello, è un'altra cosa che ha la sua autonomia, la sua bellezza e, se ce l'ha, dico, la sua sfera di autenticità, però nessuna interferenza tra le due cose. Dove entra in contatto? Io però ti voglio stanare, perché tu sei un poeta che per quanto riguarda la conoscenza, la vicinanza con il destino dei poeti, la loro biografia, le loro dichiarazioni, costituisce una parte secondo me importante della tua vita nella poesia, e queste passano attraverso altri modi, che possono essere dei diari, possono essere degli scritti cosiddetti di poetica, possono essere dentro altre forme, possono essere biografie che fanno altri. Cioè, che rapporto tu vedi, e poi passiamo all'intervista che viene fatta a te, no? E alle tue, quando parli tu c'è sempre pieno, perché tu parli della poesia in modo che esalta la tua poesia e parla anche di altra poesia, quindi ci deve essere un rapporto tra questo anche per te, tra questo parergon, insomma, tra questo che sta intorno come via di accesso alla poesia o di ritorno dopo aver imparato delle cose, e diciamo la poesia, che io capisco, sono in parte d'accordo, come quella roba che sta lì sulla pagina e che appunto non c'è niente da fare, è quella la poesia. Però tu, i poeti che hai amato, insomma, di cui a volte racconti il destino, in che relazione, assolutamente, attraverso quali mezzi tu vorresti arrivare?
Cioè, ti piacerebbe che ci fosse un'intervista di Rimbaud, per esempio? Un'intervista a Rimbaud, una video intervista a Rimbaud? Fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Cioè è talmente entrata nel sangue la sua poesia, la sua parola, e fin dall'inizio c'è stato un contatto essenziale, verticale, tra due solitudini che non vedo che cosa possa aggiungere, a parte che su Rimbaud c'è una schifezza dopo l'altra. La prima l'ha fatta Nelo Risi negli anni 70 con tutta l'oleografia, i luoghi comuni che un regista può applicare a un poeta come Rimbaud, e poi via citando e via disprezzando. Io ripeto che non c'è limite alla varietà delle cose che possono entrare nella poesia. Anche il pezzo ultimo della Gazzetta dello Sport che rimpiange i tempi di Van Basten, tutto può entrare, però deve confluire in una parola essenziale, depurata della cronaca più polviscolare, più pettegola, e diventare archetipo, diventare forza eterna della parola poetica. Diciamo, dai che abbiamo ancora spazio, abbiamo ancora spazio, diciamo qualcosa invece da un'altra parte, no? Cioè, nel senso che capiamo benissimo, io devo dire la verità, sono più anziano, quindi forse per quello sto più dalla parte di quello che dice Milo, che da questa a volte sorprendente, a volte interessante facilità o pluralità di approcci, ma anche istantaneità di approccio. A volte c'è un di troppo, no? C'è la panna, c'è la frutta, c'è questo, cioè c'è un di troppo di soddisfazione anche immediata in queste schermate che appaiono, no? Dove manca quell'essenziale del contatto con la sola parola, che la parola ti cattura, insomma, quella parola che ti cattura e ti fa entrare in un rapporto, no, assoluto, diretto. Cioè, è cambiata la percezione estetica in generale della poesia, non c'è più bisogno di questo rapporto abissale. No, io non lo credo affatto, su questo non credo ci sia una contrapposizione fra quello che dici tu, quello che dico io, quello che dice Milo, perché la parola poetica resta un assoluto, quindi in realtà sono due piani che si danno. Da una parte il piano dell'opera. Recentemente rispondevo a un'intervista di Morena Marsilio su un tema invece di narrativa. Oggi sapete che si è parlato molto di autofiction e la mia obiezione era: ma se tra 3000 anni noi ritrovassimo dei frammenti o anche dei testi più compiuti, penso per esempio a quello che Milo in questo libro scrive sull'opera di Lucrezio, no? Noi non sappiamo assolutamente nulla della biografia di Lucrezio, tutto è andato perduto, quindi leggiamo esclusivamente la sua opera. Così come io ho scritto una riedizione in 12 brevissimi testi delle 12 tavole del Gilgamesh, che tra l'altro ho ripubblicato appunto in questo volume in ebook, non sappiamo assolutamente nulla dell'autore o degli autori di quegli antichissimi poemi. Cioè arriverà comunque un momento, inevitabilmente per la forza della storia, che è a sua volta un assoluto, in cui l'opera sarà lasciata sola. È indubbio che intorno a noi si stia trasformando il mondo ed è altrettanto indubbio che la poesia sia poi un'arte antichissima, se vogliamo pre-editoriale, pre-industriale, che precede addirittura la scrittura, e quindi sia sopravvissuta ma sia andata avanti proprio per la sua forza intrinseca così a lungo nel tempo, proprio per la sua capacità di adattarsi in qualche misura. Cioè noi continuiamo a leggere oggi nella forma scritta poemi che nacquero come magari in forma orale, continuiamo a leggere per il valore intrinseco del testo i lirici medievali, i trovatori eccetera, che erano pensati per l'accompagnamento musicale ma non si esaurivano nell'accompagnamento musicale, non erano solo canzoni, erano poesia. E così anche oggi credo ci troviamo di fronte a un territorio sostanzialmente inesplorato, ma questo non nega e non sostituisce l'assoluto, che comunque rimane solo nel rapporto con l'opera. Forse quello che si può, non so neanche se dire imputare in senso negativo, ma è indubbio che oggi ci sia una facilità di contatti e di rapporti tra chi scrive poesia. Io sono un po' più giovane di te, ma che era comunque anche impensabile nei primi anni 90. Cioè io ricordo quando
qualcuno riportava qualche numero di riviste di qualsiasi tipo, Scarto Minimo, Prato Pagano, Braci, Niebo, che faceva Milo, e sembravano degli oggetti venuti da lontano in cui tu scoprivi che altri facevano poesia oltre a te. E però questo forse consentiva, non voglio fare la laudatio temporis acti, di sviluppare una voce in modo più autonomo. Io oggi ho la sensazione di leggere molto più voci che appartengono a una koiné, cioè che ci sia una somiglianza molto maggiore. Questo lo chiedo a te, perché poi tu sei appunto curatore di una collana, tra l'altro che è la Gialla, in cui esordiscono molti giovani poeti. A volte ho la sensazione che l'io lirico, in qualche modo, o anche l'io non lirico, sia diventato un io diffuso. Cioè riconosco una voce che è differente in maniera significativa dalle voci che magari hanno esordito 15 anni fa, ma mi sembra una voce comune. Questo è un tratto, non necessariamente negativo, però è un tratto riconoscibile. È già accaduto in altre epoche della storia poetica europea, penso al petrarchismo. Però la domanda è perché in qualche modo si dia stata questa coinese, anche tu lo riconosci, si sia in qualche modo il portato anche involontario proprio di questa facilità di rapporti e di scambi, o se invece sia solo questione di tempo e poi le voci appunto più date al rapporto con l'opera emergeranno. No, hai de todo, come dicono, no? Oggi c'è un po' di tutto, però è vero che c'è una voce diffusa, come dici tu, e a volte scarsamente riconoscibile, che circola attraverso un interscambio continuo tra il mondo del web e quello della carta stampata, della pubblicazione. Però, se posso dire, non è quello che mi piace di più, ecco, se posso dire il mio punto di vista, Sì. dove noi sempre si cerca, anzi, come nella vita, di trovare quella risposta a quello che ti manca, no? E che ti mancherà sempre, che quell'altro non colmerà, ma insomma ti aiuta a vedere, no? Cioè, ed è sempre singolare, è sempre un volto, è sempre qualcuno, no? Si immagina attraverso la pagina, si immagina un volto, anche se non una fotografia. L'idea che ci sia una musica, come nella musica, no? L'idea che ci sia una musica diffusa, che suonano tutti e nessuno, poi alla fine ci affascina poco, e soprattutto ci dà poco, ci fa entrare chiaramente in fa partecipare a un'identità, ma poi cerchiamo sempre, io credo, almeno sul piano della contemporaneità soprattutto, qualche risposta di questo tipo. Però è vero che da lì forse, cioè, se questa è una realtà non si può ignorare, e da questa realtà forse salterà fuori qualcosa che va, come è successo in passato, che fa il salto in avanti e che mette in luce una diversa individualità. Io adesso vorrei fare una cosa, so che però l'alternativa, signori, era o non fare proprio poesia al Salone del Libro, o fare poesia in queste condizioni. Farla in queste condizioni è chiedere molto a voi, anche a noi stessi, perché tante volte viene in questa condizione, dico, è bello stare qua, ma di rumore di fondo e di disturbo, e chiedere molto a voi. Però l'alternativa era o non la si fa per niente, o purtroppo si fa così, non c'è. Abbiamo dei poeti, e lo so che in queste condizioni leggere poesia magari non è proprio il massimo, ma io ci proverei lo stesso, perché aver Milo De Angeli e Laura Pugno e non farli leggere niente mi pare anche una cosa, no, un po' sbagliata, per cui chiederei a Milo per primo, visto che passiamo facendo e lei, costringendo lei che non ha il libro cartaceo, costringendo lei ad accedere via, no? Mentre vedete la differenza, che sembra scomodo, no? Avere il libro di carta, però ecco che compare, e tu devi trovare adesso. Io devo trovarlo. Ma troverai, e se no come possiamo aiutarti? Eccolo. Ecco, intanto vediamo. Su questo devo raccontare un aneddoto. Alcuni anni fa, Absolute Poetry, un festival a Monfalcone, vidi un giovanissimo poeta che leggeva dal cellulare, e immediatamente pensai, ma che cosa tamarra leggere dal cellulare. In effetti Pochi è orribile. mesi dopo mi ritrovai a leggere il Festival di Poesia di Granada, arrivo in Spagna, arrivo sul palco e mi rendo conto che mi sono scordata le poesie, quindi in una sorta di maledizione tirai fuori il cellulare e lessi da Dropbox, dove fortunatamente avevo il file, quindi evidentemente
Era un destino, era un destino. Noi invece con la solida carta, se vuoi, lo so che tu vorresti leggere solo la poesia, ma 2 parole su quello che leggerai, perché a noi ci orientano sempre, abbiamo bisogno sempre un po' di... Allora, dirò aneddoto per aneddoto che vorrei raccontare il mio primo giorno di scuola in carcere. Credo che c'entri col rapporto tra opera e ciò che sta intorno all'opera. Un detenuto, di cui ricorderò sempre con riconoscenza il messaggio, mi disse: professore, sa qual è il nostro motto? No, e mi dica: il carcere è vietato ai curiosi. Il carcere è vietato ai curiosi. Non mors tua, vita mea o la legge del più forte, ma il carcere è vietato ai curiosi. Significava che quando si fa lezione occorre ignorare totalmente la biografia della persona con cui a cui si è di fronte, perché conta solo l'incanto di quel momento di comunicazione, di bellezza e di conoscenza. Se si entra in una curiosità è la fine di tutto. E d'altronde credo che anche in poesia la sottrazione dell'autore a se stesso e ai suoi dettagli marginali sia una condizione necessaria, benché non sufficiente, perché la poesia sia sufficientemente universale. Leggo, ecco, dato che ci sono, ho parlato di carcere, un frammento carcerario. Nella punta di questa matita c'è il tuo destino, vedi, nella punta aguzza e fragile che scrive sul foglio l'ombra di ogni frase e scrive le mura cieche, l'attenuante e il soliloquio. Il tuo destino è proprio qui, in questo immobile trasloco, in questo impercettibile sorriso che un uomo offre al mondo prima di sparire. Ed è un frammento di un poemetto intitolato Alta sorveglianza, che chiude questo mio libro Incontri e agguati. E mi ha sempre colpito, in realtà, a parte che sulla punta di una matita è anche il titolo del video che è lì allegato al libro, del video di Viviana, mi ha sempre colpito questa fragilità, dal latino frango, che si può spezzare, fragilis, del poeta e della sua opera, qualcosa che è affidato a un linguaggio che tra qualche millennio scomparirà, a un foglio, alla cosa più friabile e volatile del mondo. Eppure proprio a questo rettangolo di carta o a questo schermo di computer non cambia molto. Affidiamo la parte più vera e segreta della nostra vita. Grazie. Io nel frattempo ho trovato la pagina e quindi vi leggo un testo dal mio poemetto L'Alea, in queste condizioni acustiche che definirei estreme. E nuovi corpi nei vecchi corpi, nuove mani chiuse sulla stessa forma, contenuta come un nocciolo, messa nella terra. Disperderai e disperde, fiume in mare, la portata, la mutata d'acqua, questo vanno a cercare sul fango del fondo, limo, luce sempre ricongiunta, il numero salta, acqua cancella. Tu scendi nella volta sotto la superficie, non vedi, cerchi con la torcia, acqua che riscrive volta intatta, adesso vedila, la bella cosa. I giorni rovesciati sopra i giorni, stagione del ghiacciare, gomitolo di lana, da solo butta calore prima ancora del corpo. Dopo prende la forma della tua tana, poi diventerà ciliegio, tutti diventeranno girasole. Grazie. Sì, io che vedevo da qua, devo dirvi che erano i messaggini del fidanzato che stava leggendo. No? Allora, no, per concludere, tu hai detto alla fine, non per abdicare ma per sottolineare una cosa, hai detto: su carta o su schermo poco importa. La carta precede lo schermo, però può passare
anche attraverso lo schermo. Però la poesia va pensata su carta, se no apparteniamo alla razza di quelli che scrivono pensando ad una lettura o ad una esibizione pubblica, come si cominciava a fare già negli anni 70. No, la poesia per me è totalmente legata nel suo destino, ma anche nella sua origine, vista la riconoscenza per i maestri che mi hanno preceduto alla carta. Ma certo che può passare attraverso uno schermo, purché poi la carta abbia l'ultima parola, purché lo schermo, come Fuoco fatuo di Louis Malle, sia un mezzo per arrivare al libro di Adrien La Rochelle, per fare un esempio nel mondo del cinema. Il lettore, si pensa oggi al lettore in termini appunto anche a volte di acquirente, si pensa che quello sia l'unico presente nel dialogo tra chi scrive poesia e chi appunto dovrebbe poi riceverla in qualche modo. Invece tu dicevi adesso i maestri, hai detto, quanta parte sono i maestri nei tuoi impossibili lettori o dialoganti quando scrivi? Soprattutto i maestri più severi, più intransigenti. Io ho riconoscenza anche per Piero Bigongiari, grande maestro fiorentino, accogliente e benevolo, ma fin troppo, no? Nel senso che mi incoraggiava sempre. E ho necessità, quando parlo, non so, con Angelo Maria Ripellino, per fare un esempio di severità, o con Cesare Pavese, per fare un esempio di poeta maestro benché morto, di un giudizio inflessibile, netto, franco e senza mezzi termini, che non addolcisca la pillola, perché poi soprattutto da ragazzi si ha bisogno di questo, non di facili complimenti, ma di nette indicazioni e di netti rifiuti. Le generazioni che arrivano, a cominciare da te, hanno ancora secondo te questa necessità, questa obbligo di dialogo, di scrivere dialogando con i maestri, con chi li ha preceduti, con chi ha lasciato loro in eredità la poesia, o secondo te questa diffusa onda di comunicazione è un po' a circuito generazionale chiuso? Io credo di no, credo che la necessità del dialogo grazie anche per tu sei maestro del microfono, lo faccio per loro, non per te, lo faccio per loro. Io te ne ringrazio. Il dialogo con la storia della poesia e con la poesia che ci ha preceduto è quello che fonda l'amore per la parola poetica. Noi scopriamo la poesia nella lettura, se siamo fortunati a casa, se lo siamo meno a scuola, ma comunque c'è un momento in cui ci imbattiamo nelle parole del passato e pensiamo di volerci avventurare anche noi su quel cammino. Questo al di là di qualsiasi angoscia dell'influenza, diciamo, cioè io credo veramente che si nasca il desiderio di diventare poeta, venga fuori il talento, perché appunto si ammira, si ama la parola che ci è stata appunto data, come intitola Miro la sua raccolta di interviste. Poi ci può essere o meno nella vita reale il rapporto concreto con un maestro che ha la generosità, questo comunque accade attraverso la pagina, può poi o meno accadere nella realtà, e a volte appunto la realtà può anche disilluderci, appunto i volti dei poeti possono, come diceva Milo, non incarnare affatto l'idea che ce ne siamo fatti, e il poeta, la poetessa o la poeta è anche poi un essere umano, quindi con le sue debolezze, con le sue... quindi non è detto che avvenga attraverso un rapporto reale, però sicuramente avviene attraverso un rapporto ideale tra opera e opera, quindi io credo che ci si situi all'interno di un flusso, e credo che questa facilità di rapporti trasversali di cui dicevamo prima, anche appunto nel suo creare una coinè, però in qualche modo renda anche più facile, come dicevi tu, reperire testi anche di altre tradizioni. Io ricordo appunto i libri in francese e in inglese che compravo nei viaggi dell'adolescenza, della prima giovinezza, quelli che compravo in librerie, come fosse questo scoprire anche degli altri mondi, delle altre lingue, e quanto è più facile farlo oggi. Bene, io credo che questi incontri debbano essere anche un po' più brevi, perché poi non ci si fa più a stare concentrati. Succede a me, credo succeda anche a voi. Noi comunque abbiamo qua i poeti, chiunque voglia, sono le persone cortesi, chiedere qualcosa sono qua.
io direi di ringraziarli veramente per essere stati con noi e per aver così per nostro piacere sopportato questo rumore di fondo e comunque averci detto delle cose importanti. Ringrazio voi di essere stati qui e alla prossima. Grazie. Grazie Gianmario. Allora termina qui il primo appuntamento di quest'oggi. Vi ricordo il prossimo alle 13:30, La Verde Bellezza, guida ai parchi e giardini storici pubblici del Friuli Venezia Giulia. Vi ricordo anche che i libri dei due autori con i quali abbiamo parlato adesso sono in vendita nella libreria della poesia organizzata all'interno di questo stand. Grazie e al prossimo appuntamento.